Una manovra azzardata sarebbe stata la causa dello scontro in cui Ezio Evesi, 83enne residente a Dolo, ha perso la vita in via Stazione a Ballò di Mirano verso le 10 del mattino. L'anziano, alla guida della sua utilitaria, avrebbe cercato di effettuare un'inversione a U, come spesso accade in quel tratto di strada nonostante non sia permesso, secondo quanto hanno riferito alcuni automobilisti, ed è stato colpito in pieno da un pullman della Flixbus che stava sopraggiungendo e che non è riuscito a evitare l'impatto, facendo finire l'auto dell'anziano contro il guardrail di separazione delle corsie sulla bretella di collegamento tra Ballò e il nodo ferroviario di Arino di Dolo. Sul posto sono intervenuti poco dopo gli agenti della Polizia Locale di Mirano per la gestione della viabilità e i rilievi, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'83enne dall'auto, per cui ormai non c'era più nulla da fare. I sanitari del SUEM, giunti dall'ospedale di Dolo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Nessuno dei passeggeri a bordo del pullman avrebbe riportato conseguenze.